quel ma legno. hai presente che energia ci vuole per buttare su tutta sta roba? Qui ieri era tutto pieno. Si sbraccia Luca Zaia e indica a destra e a sinistra le fasi salienti di quanto accaduto sabato notte a Frontolo, proprio davanti alla cascatella del Molinetto della Croda, meno di 100 metri da dove il tendone è stato travolto dalle acque. È arrivata una mole d'acqua impressionante, ha piovuto per 2 ore e ci ha dato 10 cm per metro quadrato. È arrivata qui, è caduta a una forza paurosa, addirittura ha creato un cratere portando almeno 10 tir di materiale fuori da questo laghetto e dopodiché ha trovato l'imbuto. C'è il torrente che a monte di questa cascata a 30 metri da sponda a sponda, qui dopo la cascata si ritrova con 5-6 metri, quindi immaginate cosa è accaduto. Vigili del fuoco e protezione civile lavorano a tutto spiano per liberare la strada, ancora interdetta al traffico per i non residenti. Il torrente Lierz è ben lungi dall'essere sgomberato, mentre invece i prati hanno già assorbito il brusco passaggio dell'acqua. Prima di incontrare il municipio Refrontolo, la sindaca loredana Collodel, è giunto al Molinetto per un sopralluogo anche il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti. Io non sono qui a dirvi che prendo un impegno di sistemare questo paese dal punto di vista idrogeologico per sempre, perché non sono nelle condizioni di poterlo fare. Quello che noi possiamo fare è avviare un piano di prevenzione che riduce molto i costi. Ed il piano per la prevenzione il Veneto ce l'ha da tempo, l'ha stilato il professor Dal Paus. È un piano che vale 2 miliardi di euro che ci permette di manutentare gli argini dei fiumi, non è il fatto di Refrontolo, perché ricordo che quel torrente è un torrente naturale intatto e peraltro abbiamo chiesto anche il riconoscimento come UNESCO, come patrimonio dell'umanità, e dall'altro c'è anche da dire che oltre ai fiumi c'è il tema delle grandi casse d'espansione che metterebbero in sicurezza definitivamente, secondo il piano Dal Paus, tutto il Veneto. Zaia propone pure la Regione come laboratorio nazionale per il dissesto idrogeologico. Il ministro, per il momento, risponde con i 43 milioni attualmente stanziati per il Veneto. 35 milioni sono a carico dello Stato e 8 milioni sono a carico della Regione. Di quei 35 ne abbiamo già finanziati 17. Gli ultimi 2 anticipati dal mio Ministero sono stati dati pochi giorni fa, pochi mesi fa.